Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Inchiesta appalti pilotati in sanità, 2 nuovi indagati, una talpa nei carabinieri rivelò a Totò Cuffaro di indagini in corso. Capizzi, il giovane accusato di aver ucciso il 16enne, resta in carcere davanti ai giudici, ha scelto il silenzio, solo una dichiarazione per scagionare il fratello e il padre, anche per loro è arrivata la convalida del fermo. Scicli sarebbe il nuovo fidanzato della sua ex, l'assassino di Giuseppe Ottaviano, ucciso nella sua abitazione nel 2024. Dopo oltre un anno di indagini il caso sembra essere chiuso. Stupro di gruppo alla Villa Bellini, chiesti 9 anni per i 3 maggiorenni egiziani che hanno concorso alla violenza e la minorenne. Sit-in a Catania dei lavoratori dell'Oda, da 8 mesi sono senza stipendio, nessuna notizia ancora sull'entrata in vigore della nuova gestione dopo l'affidamento del ramo sanitario a un consorzio esterno. Palasport di Trapani, il sindaco annuncia ufficialmente l'avvio del procedimento di risoluzione, decadenza e revoca della convenzione trentennale alla Shark, la società di Valerio Antonini. Catania, anche un topo nei locali di un ristorante in via Sant'Eubio, blatte e sporcizie ovunque, disposta la chiusura immediata. Calcio, il Catania verso la gara interna contro l'Altamura, Toscano costretto a cambi in difesa dopo la mano pesante del giudice sportivo. Pieraccini e Quaini le alternative. Bentrovati, inchiesta appalti pilotati in sanità, una talpa nell'arma dei carabinieri avvisava Totò Cuffaro e gli uomini della DC di indagini in corso, una storia che si ripete come nei primi anni 2000. Manlio Viola. Una storia che si ripete. Da una parte c'è un tenente colonnello dei carabinieri che avverte di indagini in corso Cuffaro e Carmelo Pace, dall'altro una dirigente generale della regione che consegna i bandi agli amici della DC prima che questi vengano pubblicati, in modo da favorire qualcuno dandogli più tempo per preparare la propria partecipazione. È indagato per rivelazione di segreto d'ufficio il tenente colonnello Stefano Palminteri, per abuso d'ufficio invece la dirigente generale della regione Maria Letizia Di Liberti. Sono al centro delle 2 nuove accuse che emergono nell'ambito dell'inchiesta su appalti truccati non solo in sanità. Per queste vicende la Procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Totò Cuffaro, Saverio Romano, Carmelo Pace e altre 15 persone, fra collaboratori, manager e funzionari pubblici. Ora emergono altre accuse nell'ambito di un sistema del tutto simile a quello che portò anni or sono alla condanna di Cuffaro a 4 anni e 11 mesi di carcere. Ma se le accuse di oggi fanno scalpore per la similitudine con quelle di ieri, dell'inizio degli anni 2000, dall'altro lato colpisce che la Procura consideri reato l'attivismo del segretario della DC nell'indicare i nomi dei manager della sanità, 3 nello specifico per Siracusa, Enna e Palermo. Da Roma tuona contro un'indagine che è un orrore giuridico il coordinatore politico di Noi Moderati, Saverio Romano, per il quale inquieta che fra i PM ci sia il nome di Giulia Falchi, magistrato che considera la politica un nemico da abbattere. Ma lo stillicidio di indiscrezioni continua e oltre agli appalti della sanità e a quelli riguardanti il consorzio di bonifica arrivano accuse anche nella gestione dei fondi di protezione civile, con un imprenditore che avrebbe chiesto a Cuffaro di intercedere col capo proprio della protezione civile, Salvo Cocina. Intanto, fra l'11 e il 14 novembre, tutti gli indagati compariranno davanti al GIP. L'ultimo giorno, il 14, toccherà a Cuffaro, Romano, Pace, Vitor Raso e Antonio Bonato. E diventa politico il caso dei presunti appalti pilotati sui quali sta indagando la Procura di Palermo. Piovono attacchi e tentativi di avviare lo scioglimento dell'ARS, ma ci sono anche pressioni affinché gli indagati, ancor prima di essere interrogati, si dimettano volontariamente. Ancora Manlio Viola. Una raccolta firme per promuovere l'autoscioglimento dell'Assemblea regionale siciliana. L'idea è del Movimento 5 Stelle, che ha avviato una verifica con gli altri deputati regionali per comprendere se l'iniziativa ha una qualche possibilità di successo. Si punta ad elezioni anticipate dopo che nella giornata di ieri è esplosa la vicenda dei presunti appalti truccati in sanità, e non soltanto, che ha portato alla richiesta di arresti domiciliari per 18 persone, fra cui Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC, Saverio Romano, Carmelo Pace, collaboratori, manager di aziende sanitarie e presidenti di consorzi pubblici. Per giungere ad uno scioglimento servono 36 firme da parte di altrettanti deputati regionali, in pratica la metà più uno. I 5 Stelle però sono 11, altrettanti deputati del PD, aggiungendo Ismaele Lavardera, che da ieri propone una mozione di sfiducia, si arriva a 23. La possibilità di reperire altre 13 firme viene considerata remota anche da Palazzo d'Orléans. Non c'è più nulla da discutere né da mediare, la Sicilia ha bisogno di voltare pagina e di liberarsi immediatamente di un governo incapace di governare
diviso su tutto, travolto dagli scandali e ormai privo di ogni credibilità, attacca il vicepresidente di Italia Viva Davide Faraone, mentre Carlo Calenda insiste anche oggi su un'altra raccolta firme, quella sotto la richiesta di commissariare la Sicilia. Ieri intanto le opposizioni hanno abbandonato l'Aula facendo saltare la seduta dell'Ars per protesta contro l'assenza del presidente della regione Renato Schifani fra i banchi del governo. La tensione cresce mentre il governatore sembra intenzionato a non fare sconti a nessuno, a partire dai manager indagati. In attesa degli interrogatori di garanzia sono partite le pressioni per chiedere al presidente del consorzio di bonifica Giovanni Tomasino di dimettersi e provvedimenti sarebbero allo studio anche nei confronti del manager dell'ASP di Siracusa Caltagirone. Ma nel frattempo Schifani vola a Bruxelles per parlare del piano rifiuti della Sicilia con la commissaria europea all'ambiente. E nel processo Mercurio, che si celebra con rito abbreviato a Catania, il PM ha chiesto 185 anni di reclusione in totale per i 17 imputati. L'inchiesta è su mafia e politica. Simona Mazzone. Pene comprese tra 2 e 20 anni per ciascuno dei 17 imputati, per un totale di circa 185 anni di reclusione. A chiederlo è il PM Raffaele Agata Vinciguerra nel processo che si celebra con rito abbreviato a Catania davanti al GUP Fabio Di Giacomo Barbagallo, nato dall'inchiesta Mercurio con le indagini dei carabinieri su mafia e politica. Per Ernesto Marletta, il boss del Castello Ursino, imputato per voto di scambio, associazione mafiosa ed estorsione, il PM ha chiesto 20 anni di reclusione, la condanna più pesante. Mentre per Rosario Bucolo chiesti 6 anni con il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione e 10 anni per il consigliere comunale di Ramacca Salvatore Fornaro. E la PM ha già ribadito al GUP la richiesta di rinvio a giudizio per voto di scambio politico-mafioso dell'ex deputato regionale Giuseppe Castiglione e di 2 ex dipendenti AMTS, Domenico Colombo e Giuseppe Coco, che avrebbero fatto da collegamento con il gruppo mafioso del Castello Ursino. Chiesto il processo anche per Matteo Marchese, ex consigliere comunale di Misterbianco, che dopo l'arresto si è dimesso, e per l'ex sindaco di Ramacca Nunzio Vitale. Nella valutazione delle richieste di condanna la PM ha tenuto conto del rito abbreviato, ma non ha applicato le attenuanti generiche, fatta eccezione per il collaboratore Bucolo e per Fabrizio Sciuto. L'omicidio a Capizzi, il killer di Giuseppe Di Dio si è avvalso della facoltà di non rispondere, rilasciando solo una dichiarazione spontanea per scagionare il padre e il fratello. I 3 restano in carcere. Sentiamo Francesco Triolo. È stato convalidato il fermo di Giacomo Frasconà Filaro, il 20enne accusato di aver ucciso con un colpo di pistola il 16enne Giuseppe Di Dio sabato scorso a Capizzi. Il giovane, nell'interrogatorio di fronte al GIP di Enna Zelia, Futura Maimone, al PM Salvatore Interlandi, si è avvalso della facoltà di non rispondere, facendo solo una laconica dichiarazione spontanea per scagionare il padre Antonio e il fratello Mario, affermando che i 2 non fossero a conoscenza delle sue intenzioni. L'interrogatorio si è svolto nella casa circondariale di Enna Luigi Bodenza. Hanno invece risposto alle domande il padre del presunto assassino Antonio e il fratello Mario, che hanno raccontato la loro versione dei fatti contestata dal PM sulla base delle dichiarazioni della moglie e madre degli indagati Grazia Schillirò, già interrogata dai carabinieri. Il pubblico ministero ha chiesto l'applicazione della convalida della misura cautelare in carcere senza l'opposizione del legale difensore, l'avvocato Felice Lofurno. Nel pomeriggio è stata effettuata anche all'Istituto di Medicina Legale di Catania l'autopsia sul corpo di Giuseppe Di Dio. La salma dovrebbe essere adesso restituita alla famiglia per i funerali, che saranno celebrati probabilmente nel fine settimana nel santuario di San Giacomo. Intanto per venerdì pomeriggio a Capizzi è stata organizzata una fiaccolata per ricordare Giuseppe Di Dio. Arrestato questa mattina il presunto assassino di Giuseppe Ottaviano. L'omicidio del 41enne trovato morto nella sua abitazione a Scicli avvenne nel maggio del 2024. Dopo oltre un anno di indagini il caso sembra essere chiuso. Veronica Barbarino. Arriva ad una svolta il caso dell'omicidio di Giuseppe Ottaviano, il 41enne trovato morto nella sua abitazione di Scicli il 12 maggio 2024. Dopo oltre un anno di indagini serrate, questa mattina i carabinieri del comando provinciale di Ragusa, coordinati dalla procura di Ragusa, hanno arrestato il presunto responsabile, un uomo di 43 anni. Un movente passionale alla base dell'omicidio, determinante infatti la ricostruzione della vita privata della vittima, una relazione di circa 10 anni con una donna di
Scicli, finita poco prima dell'omicidio, a cui Ottaviano non si rassegnava. L'indagato, nuovo compagno della donna, avrebbe affrontato il 41enne per un chiarimento, sfociato in una violenta aggressione con fratture al cranio e alle costole. La vittima agonizzante è poi deceduta nella camera da letto. Lui è stato aggredito all'interno della sua abitazione e poi è stato lasciato agonizzante sul pavimento o comunque all'interno della casa. Si è ripreso, sia pure per qualche breve periodo, e in questa fase è avvenuto un forte sanguinamento, un gocciolamento di sangue, che è tutto appartenente alla vittima. Con questo arresto si chiude una vicenda che ha scosso la comunità di Scicli e si aggiunge agli 8 casi di omicidio avvenuti e risolti nel Ragusano negli ultimi 3 anni. Stupro di gruppo alla Villa Bellini di Catania, il PM ha chiesto 9 anni di reclusione per 3 ragazzi egiziani e oltre 5 anni per un altro. I 4 sono imputati in concorso nella violenza nei confronti della tredicenne avvenuta nel gennaio del 2023. Emanuela Corsi. 9 anni di reclusione per 3 imputati, 5,5 per il quarto che ha collaborato con gli inquirenti. Sono le richieste di condanna della PM Anna Trinchillo per 4 dei 7 egiziani sotto processo con rito ordinario davanti alla seconda sezione del Tribunale Penale di Catania che hanno concorso allo stupro di gruppo della tredicenne alla Villa Bellini avvenuto nel 2023. I 4 imputati, tutti maggiorenni, sono accusati anche di violenza privata nei confronti dell'allora fidanzatino della vittima, che secondo la ricostruzione fu bloccato e costretto a guardare la violenza sessuale. È stata indubbiamente severa, anche perché se saranno tenuti responsabili del reato contestato di aver fatto parte del branco a danno della fidanzatina del mio assistito e del mio assistito stesso, andrà caduta su dei soggetti che neanche probabilmente comprenderanno la portata, visto che provengono da paesi in cui già la vita di un uomo ha poco valore, e immaginiamoci il consenso di una donna. Nel frattempo sono già state confermate in appello le condanne a 12 anni e 8 mesi, a 7 anni e 4 mesi per i 2 egiziani, uno maggiorenne e un altro minorenne, che avrebbero materialmente commesso la violenza sessuale. Condannato sempre non in via definitiva anche un terzo minorenne appartenente al branco. I 3 sono stati processati con rito abbreviato. La violenza di gruppo avvenne nei bagni della villa comunale del capoluogo etneo il 30 gennaio 2023. La notizia, appresa all'inizio dei festeggiamenti a Gatini, sconvolse l'intera città. Ancora acque agitate tra i dipendenti dell'Oda, i mesi senza stipendio sono diventati 8 e sono scesi nuovamente in piazza a manifestare. Eva Spampinato. Loro sono gli invisibili dell'assistenza e oggi sono tornati in strada per chiedere ciò che spetta loro di diritto, il salario. Salario che non viene pagato da 8 mesi ai lavoratori dell'Oda. Le speranze che potevano essere alimentate dalle promesse fatte dalla fondazione legata alla Curia catanese, quando ancora gli stipendi non pagati erano 3, 4, 5 mensilità, sono morte di fronte ad un muro di silenzi, paure e paradossi. Non abbiamo nessuna notizia. Se pagherà qualche stipendio, non lo pagherà. Sì, perché chi continua ad appendere gli striscioni come questi davanti alla sede amministrativa dell'Oda è consapevole di vivere un incubo e di subire, oltre al danno, anche la beffa. L'ASP di Catania versa regolarmente i fondi all'Oda, ma gli stipendi non arrivano. Il trimestre è già stato liquidato all'Oda come a tutte le altre enti e associazioni nel catanese da parte dell'Oda. L'Oda è stata pagata dall'ASP, ma l'Oda non ha pagato i lavoratori. L'Oda continua a non pagare i lavoratori. E nessuno spiega perché. Intanto gli operatori sono rimasti 300, circa 150 hanno dovuto licenziarsi per sopravvivere. Non ho deciso di andarmene, sono stato costretto. Tu cosa temi? Che loro pensino che non ho più bisogno di quei soldi visto che me ne sono andato. E non te li daranno. E non me li daranno. Però ti spettano. Eh sì. Ma i pazienti continuano ad esserci, anzi aumentano, e a fronte della carenza di personale interno dell'Oda andato via per sfinimento sono arrivate le cooperative che invece gli operatori li pagano. E dunque il paradosso, queste persone lavorano a fianco di colleghi nuovi che prendono lo stipendio e loro no. Intanto l'Oda ha affittato al consorzio Sisifo il ramo delle attività sanitarie, ma non si sa ancora quando sarà operativa. I sindacati hanno chiesto a Sisifo di destinare alcune mensilità invece che all'Oda ai lavoratori. Palasport di Trapani, il sindaco annuncia ufficialmente l'avvio del procedimento di risoluzione, decadenza e revoca della convenzione trentennale al presidente Antonini. Sentiamo Laura Spanò.
Niente più concessione alla Trapani Shark. Il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, ha annunciato l'avvio del procedimento di risoluzione e decadenza della convenzione trentennale stipulata nel 2023 con la società di Valerio Antonini per la gestione del Palasport. Alla società sono stati dati 30 giorni di tempo per presentare controdeduzioni, documentazione mancante e rendicontazione di spesa. La richiesta di documenti e fatture non è una persecuzione amministrativa ma un atto dovuto. Chi ottiene un impianto pubblico deve rendicontare le spese, ha detto il sindaco. Esistono verifiche poi per le bollette non pagate di luce e acqua. Non si è fatta attendere la risposta del presidente Antonini, che dice di andare via da Trapani, minacciando di portare via, oltre alla squadra, anche ciò che aveva realizzato nell'impianto: parquet, LED, panchine, poltrone. Via social ha annunciato che dal 15 dicembre la Shark non giocherà più a Trapani, parlando di 3 opzioni in Sicilia, e già molti degli oltre 3.200 abbonati si apprestano a chiedere il rimborso delle gare di casa non godute. Come se non bastasse, si è aperto anche il fronte calcio per lo stadio provinciale. Il libero consorzio ha trasmesso alla società un conteggio di bollette arretrate per circa 111.000 euro per luce, acqua e servizi connessi. Il presidente Salvatore Quinci ha dato mandato ai legali di promuovere azione giudiziaria o stragiudiziaria contro la società sportiva di Antonini. Preludio questo a un altro braccio di ferro. Breve pausa, a tra poco. A Catania controlli nei ristoranti e nei pub del centro. In un ristorante via Sant'Eubrio è stata trovata sporcizia, perfino un topo. Sentiamo Desiree Ferlito. Anche un topo morto accanto al deposito di alimenti freschi, oltre che blatte, sporcizia e gravissime carenze igienico-sanitarie. A scoprire l'indecoroso stato degli ambienti di un ristorante in via Sant'Euprio sono stati gli uomini della task force coordinata dalla polizia di Catania, che hanno fatto scattare multe per oltre 40.000 euro. Nel corso dell'operazione sequestrati e distrutti 4 kg di salumi e formaggi scaduti e 50 kg di alimenti di origine animale e vegetale senza tracciabilità. Per l'attività commerciale è stata disposta la chiusura immediata. Inoltre nel menù non erano indicati i prodotti freschi e quelli congelati. Il titolare è stato denunciato per frode in commercio. I controlli hanno riguardato anche un noto fast food della provincia, disponendo subito la chiusura per le accertate gravi carenze igienico-sanitarie determinate dalla presenza di blatte ed infestanti vari in tutti i locali. Restiamo a Catania, un muro pericolante in Viala minaccia di crollare e questo crea problemi e angoscia tra i passanti. Abbiamo paura, dicono, ma nessuno interviene. Tonino De Mana. No, perché è molto pericoloso. È consigliabile l'uso dell'elmetto, ma non per la vicinanza di una caserma e quindi per possibili esercitazioni militari. In via Ala, a ridosso della Sommaruga, il pericolo è reale e viene dall'alto, con il muro perimetrale che vedete in queste immagini a rischio crollo. Tante le segnalazioni alla nostra linea di WhatsApp al 342 74 55 005 ed altrettante quelle di residenti e passanti. Da diverso tempo sollecitano interventi, finora non sono stati mai ascoltati. Siete scesi dal marciapiede perché? Perché non si può passare. Hai visto cosa c'è alle tue spalle? Sì, è una collina. Se cade un muro di questo, un transito enorme di macchine che c'è qua, passano bambini, ci sono anche le scuole. Lasciamo perdere. È scomparsa la sicurezza a Catania, credo che bisognerebbe rivedere tante cose. A parte il muro in cemento, le cui crepe sono evidenti, la parete a ridosso del marciapiede rappresenta una minaccia per tutti. E non va meglio in via Milo, a monte di via Ala, dove buche ed avvallamenti trasformano strade e marciapiede in un sentiero di guerra, dove l'elmetto o il casco diventano indispensabili. In questo caso, a segnalare il pericolo, ci sono almeno le transenne, che vedremo chissà per quanto tempo. Adesso una breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, parliamo del Catania. Tra la squalifica di Gherardi e l'infortunio di Aloi che dovrà operarsi, Toscano deve necessariamente cambiare qualcosa in vista della partita di domenica contro l'Altamura. Sentiamo Francesco Triolo. La squalifica di Mario Gherardi era attesa, scontata per la partita contro il team Altamura, ma nessuno nel Catania si sarebbe mai aspettato una batosta così pesante da parte del giudice sportivo.
4 giornate sono tante, secondo il club, che è pronto a presentare ricorso la prossima settimana. Il difensore al termine della gara, accompagnato da un dirigente, ha parlato con l'arbitro, ha chiesto scuse e quel pentimento segnalato anche dal giudice sportivo potrebbe diventare materiale da sottolineare al momento del ricorso. Toscano da ieri sa che comunque deve cambiare qualcosa in difesa per la gara di domenica. La speranza, l'auspicio è quello che possa essere recuperato Pieraccini, il difensore uscito a Caserta per un acciacco alla ripresa della preparazione, sceso in campo per un lavoro di scarico o differenziato, ma era comunque sul rettangolo di gioco. Il rientro tra i titolari del difensore sembra quindi possibile in vista del confronto di domenica. Dopo la squalifica di Ierardi, l'altra brutta notizia è l'infortunio di Salvatore Aroi. Il centrocampista si è fermato per un trauma distorsivo contusivo riportato giovedì scorso alla vigilia della trasferta di Caserta e dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio sinistro. Per lui quindi si prospetta un lungo stop e, come già annunciato, la società potrebbe aggregare al gruppo in pianta stabile il 21enne Arjan Khilafi, centrocampista macedone prelevato dalla Sampdoria nella scorsa sessione estiva di mercato. Bene, ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona serata.